Ehi, benvenuto a questo nuovo nuovo in suo canale Labirintente con Sayana. Oggi è a questionare di cose un paghetto in sardo e un paghetto in italiano. Ehi, benvenuto in un nuovo video del canale Labirintando con Yana. Oggi parleremo un po' in sardo e un po' in italiano, perché il video che sta per arrivare è un video che parla assolutamente di sardità. Su video che uso a vidi dei noi a pago, adesso un video con cose da dati da importo umano. Allora, cosa dirvi prima dell'arrivo di questo video? Che continua ovviamente il mio lavoro con il Comitato Sarcidano, continua ovviamente il mio lavoro di attivismo e in questa occasione specifica di questo carnevale, infatti mi sono messa anche il cappello da Koga, abbiamo voluto fare un lavoro di trasmutazione carnevalesca, chiamiamola così, cioè abbiamo fatto una sorta di performance in termini di mondo alla rovescia in cui abbiamo condannato a morte una pala eolica. È stato molto divertente. Tanto su video che Isabili, adesso una cosa da spazio umano, poi commenta e commenta usarcidano e ho fatto una specie di teatralità e usannai e mi sono vestita da goga proprio per un periodo di Carrasagai e tanto su e ho fatto un processo a una vaglia de Suentu. Deus mandata su Vogu e sapere cosa sa in italiano e in sardo, anche Deus condannata. Si è fatta ridere in me da questa cosa. Le immagini che e sapere, appunto, immagini forti, immagini che la gente commenta a noi sicuramente si fa in spanto, sicuramente sa da pragi. Quindi abbiamo voluto condannare questa pala a bruciare nel fuoco sarcidanese e abbiamo fatto proprio una specie di pièce teatrale dove appunto c'era un giudice, c'era un avvocato della difesa, un avvocato dell'accusa, ci saranno giusto delle cose che riuscirete a capire, altre che capirete un po' meno, però i sardofoni capiranno sicuramente tutto. Tanto se intruso e sapere deve essere una giudichessa che ha condannato questa vaglia a suento a soffoco e finché se avvocato di difesa e di accusa. È stato divertente in me da poeta ci punti fueddo sono italiano, fueddo sono sardo, insomma, sa gente che ha fatto dei giudici popolari ha condannato questa vaglia a soffoco. Sicuramente è stata presa in meda, tanto su se doveva subire posti di questa sigla. Biesi, ite succedenti, posti di questa sigla, e se tu no, in italiano pure. Adesso vedrete cosa abbiamo deciso di fare subito dopo la sigla. Potremmo ad applicare su voi dove tanoso se crucifilisi dei satrusu, questo senno richiesti a questa cosa mia e chiesti sa difesa e osannai. E te denai in difesa di questa cosa che te sono in paras. Tanto per iniziare, signor giudice, mi perdoni se dovrò esprimermi nel dialetto di questi indigeni, perché io penso che l'italiano non lo capiscano tutti, perché da quello che io ho visto finora, anche il fatto di opporsi in questo modo delle pale è un segno di, diciamo, di ignoranza da parte della popolazione. E quindi mi vedo costretto a parlare in sardo, se dire.
Tanto se tu permetto, però c'è caso di parlare in Sarrasto e non c'è stata fuori da Sarrasto che non tenere gade a parlare troppo tempo. Su definitivamente questionare vinto se sapogao de s'accusa, e stessi mongius e secondo me gli ha dato peso perché tu cruzitteto e andai a pezzi di cosa da noi non continua. ti faccio scomplimento su questa mega dato imparavo all'estero su sardo. No, castica Deus è sardo. A me questo è un punteggio a favore del fatto dei multinazionali che ti vanno in Spagna. Poi non anticipare un avvocato continentale, quindi non ti portavo fino in continenti o d'uso di penna, ti lasciavo fino in Sardegna e ti pagavo un fior di parcelle a me. Quindi la prima cosa che hanno fatto, hanno creato 3 balli, voi si avvocati in Sardegna, la prima cosa. Non fate per su difendi, ma fino in un momento di si è pinto ponni, poi vai, poi su opposizione, se non può rispondere alle opposizioni, che vai, sa gente, non ti si avvocati sardi più da parte. Quindi tutto in aria parla della Sardegna, questo penso, cioè vedo che usted da poi a notto, potete punteggiare a favore nostro. Che la Santa sui nai in Sardegna, voi si avvocati su difendi, poi si avvocati che depende ponni voi dopo, stilai i scontro deduzioni. Ponendo che i clienti cosa mia, non che gente che treballa in tutto sul mondo. Su fatto che ha da Cerausa Sardegna, è un grande onore la nostra Sardegna. Poi in mezzo tutto sul mondo continua più bene proprio a Sardegna. Non ci da fare, sta comprendendo che il motivo tutto sono ponti. 30 posti di treballo. In mezzo a comune su addirittura proponenti di fare varco giochi con spiccioccheddo su. Tengi a conto che a pizzo su de un varco eolico che poi rendi nareusu a Sanno sui 10 milioni, quindi faccia conto in 20 anni su punti 200 milioni di euro su, la Santa a Saida su 2% di 10 milioni naturalmente, e di vari pago gusto. Questo non ci da fare intanto comprendi sardo, purtroppo, ed è non ho che già in di bregungio del sardo, però mi guardo veramente male a teppi, cioè a naiga se ho sardo. Mi paragonai a tutta questa gente che non comprende su beneficio che non ti vendi, questa gente volendo di spalla. Ascaru! Tanto io ho ascoltato il pensamento su questa difesa che pensa che sia una grande ricchezza, possa terra tanti danni su 2% su e noi poi democraticamente ascoltato su può vincere s'accusa e biuso itasinarada. Vostro onore, ci troviamo palesemente davanti a un raffinato raggiro. Ciò che si erge alle nostre spalle in attesa di giudizio altro non è che un gigantesco mostro, ma ancor peggio, un ladro. Un ladro che è penetrato nel nostro territorio senza ricevere dai suoi abitanti alcun permesso. È penetrato nel nostro territorio attraverso il modo più subdolo, il silenzio e l'agguato. E noi oggi ci troviamo a dover decidere del destino di questo mostro. Raramente capita a un aggredito la possibilità di decidere dei destini del proprio nemico e noi abbiamo appena sentito dall'avvocato della difesa involontariamente da parte sua le ragioni più profonde che devono animare la nostra volontà di vederlo distrutto. Ebbene, l'avvocato della difesa ha parlato di soldi, ma ditemi voi, che prezzo può avere la dignità di una popolazione, della sua identità, la possibilità di poter decidere del proprio destino, del proprio sviluppo,
e anche della possibilità di decidere del modo in cui, perché no, produrre l'energia che gli serve, che serve a noi. E poi l'avvocato della difesa ha parlato delle opportunità, dei posti di lavoro, ma guarda caso gli unici posti di lavoro che lui evoca sono gli stessi che ricevono direttamente il compenso da chi vuole piazzare questi mostri nel nostro territorio. Potrei aggiungere altre 1000 cose, ma quale evidenza maggiore di quello che ha appena detto l'avvocato della difesa potrebbe assurgere a giustificazione per la distruzione di questo mostro? Potrei anche aggiungere che ci troviamo in un luogo sacro per chi qui è nato e cresciuto, un luogo in cui, ironia del destino, si trova al centro di tutti i progetti che questi signori vorrebbero fare nel nostro territorio. Un luogo circondato dalle più sacre bellezze che i nostri avi ci hanno tramandato. Ebbene, noi abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere fino ad oggi per cercare di allontanare questo amaro calice dalla nostra popolazione. Abbiamo perseguito tutti gli strumenti che il diritto e la democrazia ci davano. E noi cercheremo di proseguire, vostro onore, in questa strada, ma vi chiediamo a monito di questi signori, di questi padroni del vento, e se non dovesse bastare quello che vi dico io, chiameremo anche altre testimonianze da altri territori della Sardegna. Noi vi chiediamo di condannare questo mostro nel modo più brutale e simbolicamente più evidente. Esse democráticos, o moi deu vedo a Savogao dessa difesa, que dei o testemunho que possa questionar de parte sua. Eu invitato a Penni, il sindaco di Puligheddu, accanto di che fai un parco eolico, accanto appunto ho proposto gli incentivi, ho proposto. Andavei, Noi veniu. Testemunho fosse non Noi di lei. venuto. Vedeus a sacra parte che dei o testemunho, de parte cosa sua, che ora questionai noi. Io potrei chiamare per esempio gli amici di Utah, potrei chiamare Davideddu a testimoniare quello che sta già succedendo nel suo territorio. Che questo giovane only venni Davideddu? Vi ne piegavo già i Sadigos. dando che su testemunho in moi ganti da tutto su che è succedendo in Utah come a noi Savogao questa parte. Ma sono due nuove. Allora, In sardo. saluti a tutti su. Beh, in vita tutti i testi succedendo. Oggi già succede. E succede su che ha da succedere in tutta la Sardegna. Che questo popolo non si indiona da dietro, una bella città. Mi pare che sta ancora drummino. In vita noi teniamo su etero su pinnicao a nome di questa transizione che in realtà di transizione non è. È tutto speculazione. Si identificava in Mellus Terras, in cui prima coltivanta, addirittura in cui ci viene scammello su, c'è molte fotografie. E noi abbiamo fatto proprio spesi un luogo meraviglioso, proprio in su che tutto nomina sosi del suo WWF, che isso è implicato in questa grande transizione. Ed è anche questo luogo è sul luogo del suo parco del suo cultura umano, tanti nominavo finza in fuori di questa bella terra. Santi impestao sul luogo, no? Prima de Paleolicas, e noi eteros de fotovoltaico, che danneggiano tutto su chi ci vive attorno
di questo luogo, antisperdio impollinatori, antisperdio su luoghi in cui i bestie andano a pace. Noi siamo meta dispiaciuti su questo e per questo su deciso di combattere non scetti voda, ma per tutta la Sardegna. E per questo su deciso di si impegnare e cercare di bloccare tutti gli impari, uniti, tutta questa bruttezza che sta imbattendo in ogni territorio sardo. Quindi noi continuiamo a irci finché a Savini, senza divisioni. Tanto su sta corti do ringrazio questo testimonio. Noi si ritira da 30 secondi su Vostro onore, vorrei aggiungere solo due cose. La corti è pregiata che ci siano vinto tutto questo giudici popolari. Sì, ascoltavo questo dopo e su che ormai Però mi va troppo davanti questo. Ascaru! Noi No, fatti, sì, dai, no, sì, non su. andava bene. Ma non su Eusachina mi si rivolge. Cazzaraccu! Questo è Se lo sai chi ne mi si rivolge. Ascaru! Passa la corpo, sono di mica. Vostro onore, io le volevo dire in ultima istanza che noi ci sentiamo traditi come popolo, perché noi avevamo sempre considerato la transizione energetica ed ecologica come una grande opportunità per il nostro popolo e come un processo di sviluppo equo e democratico. E quindi proprio in virtù di questo tradimento che è stato fatto nei confronti di questo popolo, che potrebbe essere privato non soltanto del territorio, non soltanto del paesaggio, non soltanto dell'identità, ma anche della sovranità energetica, proprio in virtù di questo grande tradimento che si sta perpetrando, io le chiedo di condannare questo mostro e che sia da monito per tutti coloro che verranno dopo. Dunque, sa sentenza è questa. Bio su che si stetti scritto in sa carta de logo. Che si stetti a modello e tempo su sa lei cosa nostra. Bio che io su a riconosciuto sa traitoria che si olli ciccai de vai a sa terra nostra. Bio che io su intendio i fuedduso de chi mega da te da difendi e io su intendio vincese sa oggi de sa terra nostra che sa di serriau per da difendi e decretau che questa paria che è in noi ananti nostro di ben già posto vogo e che sia da commenti un esempio e che torri da ciniso tutto questo che fai danno a noi e a tutto i che bevono in questa terra. Ai ci sia da! Ai ci sia da! Ai ci sia da! Vai politico.